ho esultato molto, moltissimo, 2 volte. La prima è per Lukaku, perché Lukaku rappresenta ancora noi, teniamolo presente, e potrebbe essere anche un super sub come lo sta utilizzando il Belgio. E la seconda per il Belgio perché cominciamo. Come al solito non devo dare per scontato che tutti sappiano tutto, che tutti stiano seguendo, anche perché all'inizio di questi mondiali c'era gente che diceva io non li seguirò, non mi interessano, ed è una posizione legittima e rispettabile. Poi ci sono anche dei video che se io non faccio subito a botta calda sembra che tutto sia stato già detto e che mi metto a ripetere le cose sembra inutile, ma devo anche rispettare quelli che sono gli iscritti della community, che magari una parola la vogliono sentire da me. Io parlo tutti i giorni con gli amici su Telegram, ma non basta. E quindi questa storia scabrosissima, veramente grave, che era venuta fuori prima della partita tra USA e Belgium, è stata sistemata. È stata sistemata da De Ketelaere, è stata sistemata da Vanaken o Vanaken e poi è stata sigillata da Lukaku con un gol di destro non banale, perché poi quando non è mai banale. Lasciate un like se vi va per Romelu, che fa anche un'esultanza un po' polemica, prima zittisce, poi fa il gesto delle chiacchiere, poi fa pure un balletto che potrebbe essere un riferimento, questo qua. Dobbiamo ragionare a volte a colori, senza dover mettere in pericolo la libertà di espressione di tutti. È troppo grave. Io non voglio anche far stare tranquilla mia moglie, dice non parlare di certe cose, questa qua saltala, perché che fa? Lo so. D'altra parte io penso pure ci sono cose più importanti dello sport dove noi non ci esprimiamo, e appena succede una cosa nello sport tutti quanti pronti a fare la rivoluzione. E in questo caso è stato ristabilito un momento di giustizia. Secondo me giustizia è fatta, e sono anche dispiaciuto, e devo dirlo con tutta la sincerità, che i giocatori dell'America siano stati penalizzati da tutta questa polemica e da tutta questa storia, perché loro stavano facendo un buon mondiale. Certo, se vai a vedere non è che avevano affrontato grandi squadre, perché il Paraguay, loro si presentano bene, molto aggressivi, affrontano una formazione difensiva che però cade sotto i colpi della squadra di Pochettino. Poi l'Australia, che onestamente non rappresenta un ostacolo insormontabile, perdono con la Turchia, che era già stata eliminata, ma quella diciamo non ha alcun senso, e poi battono la famosa Erzegovina, che insomma noi pensiamo sempre dovevamo stare noi al posto loro, e chissà. Però arrivano alla partita col Belgio, secondo me quasi da favoriti, prima di tutte le polemiche, perché giocano meglio, perché sono più freschi, perché non hanno la pressione di doverlo vincere questo mondiale, neanche il Belgio. Però il Belgio stava dimostrando un po' di affanno, un Garcia che onestamente non è brillantissimo nei suoi schemi d'attacco, dimostrano di avere dei giocatori con qualche limite, e quindi sulla carta era una partita apertissima che poteva portare a qualunque risultato. Però sarà che poi si monta la polemica e quindi le pressioni salgono, perché a quel punto devi vincere per forza, e perché hanno pompato questa storia del loro miglior giocatore, facendo anche un danno allo spogliatoio. Ragioniamoci. Prima di tutto si è sempre detto che il miglior giocatore loro doveva essere Pulisic o Pulisic, uno dei due. Dietro di lui possiamo metterci Tillman, se non ci vogliamo mettere Joe Reina, che comunque un po' di talento ce l'ha. A me piace Anthony Robinson. Io mi voglio divertire, qui ci sono le ragazze, le cose, le prime cose. Ma insomma, gli altri sono mestieranti, che messi in un certo contesto possono andare bene, come McKennie, come Serginho Dest, cose simili, ma poca roba onestamente. E pensate anche a un Pepi doveva essere l'attaccante di riserva, che a un certo punto si è visto, ok, è arrivato la mia chance, mi posso giocare una partita da titolare, Balloon è squalificato e quindi vai. E invece poi telefonate, confermate, non smentite, anzi rivendicate, per questioni che ovviamente
vanno molto oltre il calcio, perché quello se ne fotte assai. È un momento di rivendicazione del suo potere, della sua arroganza, e il problema è Infantino, perché io non mi sorprendo, capito qua, io non mi sorprendo di nulla più. Il problema è Infantino che ci sta a queste cose, e si è parlato ampiamente dei precedenti, no? Si deve tornare a Garrincia 60 anni fa. Poi se andiamo poi a scavare troviamo il precedente di Cristiano Ronaldo, che doveva saltare 2 partite del mondiale, e anche lì hanno sospeso. E perché? E perché secondo voi? E perché è così? Perché il calcio questo è, non è altro che la rappresentazione, lo specchio di una società che va dove vanno i soldi e dove si possono spostare movimenti di potere. Non è giusto, dici, ma tu perché te lo guardi? È perché ci sono le storie, ci sono i gesti tecnici, ci sono dei momenti emozionanti, come quello che sta succedendo alla Norvegia. È una storia bellissima, e io non me ne voglio privare solo perché so, o sospetto, o immagino che se possono mettere i fili, tirare i fili e mettere zampini per influenzare un risultato o un andamento di una competizione, lo faranno, e non ci sto. Però c'è anche da dire, e lo voglio dire perché la partita l'ho guardata, che il Belgio gioca veramente male, cioè, fatemelo, permettetemi di dire, perché hanno avuto un primo tempo orgoglioso, partendo forte, prendono il gol su calcio di punizione ma deviato dalla barriera, quindi neanche colpa di Courtois, però reagiscono subito e ritornano sul 2-1. Quando poi tutto il secondo tempo se lo sono giocati a blocco basso, lanciando palloni a casaccio in avanti, uno di questi, insomma, lancia di nuovo De Ketelaere verso la porta, il difensore non gli sta dietro, il portiere Fries, che doveva frisarsi in realtà, e invece lo anticipa pure, però poi il famoso cincischio del portiere, la palla finisce a Vanaken, che tira dalla lunga distanza, neanche un gran tiro perché stava colpendo il difensore, insomma, degli USA, e si mettono sul 3-1. Il 4-1 è proprio la ciliegina sulla torta da parte di un giocatore a cui io voglio molto bene, che ha rappresentato fattivamente il nostro quarto scudetto, perché è stato devastante, decisivo e continuo, e che ovviamente quest'anno è venuto meno e lo abbiamo potuto utilizzare soltanto 60 minuti, dicevano, comunque ci hanno portato quei 60 minuti 3 punti, e che al di là delle incomprensioni che ci sono state tra l'infortunio, il recupero, il rimanere in Belgio, il rapporto con Conte, secondo me una riflessione a bocce ferme, con molta calma, va fatta, perché se dalla Valenti si dice non dobbiamo comprare nessuno, dobbiamo sfoltire molto, ecco, se tu sfoltisci in attacco, Lukaku lo devi sostituire, non puoi pensare di rimanere solamente con Højlund e Lucca, sarebbe una cosa abbastanza rischiosa. Però se riesci a liberarti di qualche altra zavorra, non sarebbe mica male avere un Lukaku che puoi mettere nel secondo tempo per far rifiatare Højlund, che si è fatto il mazzo così quest'anno, che se lo dovrà fare uguale, perché giocare con Allegri non è facile. E la cosa particolare è che è stato anche umiliante il modo in cui il Belgio batte gli USA, lasciando in panchina mezza squadra. De Bruyne non l'ha fatto entrare proprio, si è riposato anche perché poi ci sarà la Spagna, e lì onestamente credo che finisca l'avventura del Belgio. Lukaku in panchina, che secondo me poteva anche iniziare la partita, perché De Ketelaere non stava facendo un buon mondiale da prima punta, e invece Doku in panchina anche Teate, che stava giocando alcune partite, centrocampo più folto, dove però Onana si infortunia subito, e quindi la differenza, no? Loro forzano la presenza del loro attaccante, e invece non mette la sua migliore squadra. Poteva probabilmente pensare anche di poterli sfruttare, due che sono due rigoristi, dal secondo tempo in poi, di modo che se si va ai supplementari, secondo me poteva essere questa l'idea, ma non c'è stato neanche bisogno, perché poi 1-4 diventa abbastanza umiliante per come è arrivata e per tutto quello che è stato il pregresso di questa partita.
La Spagna elimina il Portogallo nel finale, anche lì una partita un po' bloccata, mentre molto emozionante è stato Messico-Inghilterra. Io ero a suonare, quindi ci dovevamo fermare, ci siamo fermati in un paio di punti per far finire la partita, perché poi c'erano messicani dappertutto, anche tifosi dell'Inghilterra, e anche lì insomma Bellingham che sale in cattedra, Kane a servizio della squadra, ma il Messico a casa sua insomma non si arrende, combatte, quindi è stata molto emozionante anche quella. Il vero upset, che poi al di là del risultato è come è arrivato, è stato proprio Brasile-Norvegia, perché tu non ti aspetti il Brasile soffrire senza far neanche possesso palla contro una Norvegia che si prende il pallone, fa la partita e poi ha anche il finalizzatore per portarla a casa. Lì la storia che si può portare dietro il Brasile è che almeno Neymar si è tolto lo sfizio di segnare un ultimo rigore, anche con la polemica, con il confronto dialettico con il portiere, si provocavano e alla fine Neymar è riuscito a fare il suo gol. Poi sono lacrime per lui, sono lacrime per Ronaldo e sono sorrisi da parte di Kane e di Holland, che invece trascinano le loro squadre. La Francia anche non ha avuto una partita facile, è stata una partita di mazzate pesantissime con il Paraguay. Però Mbappé sta anche lui in versione Super Saiyan, accetta la sfida anche fisica, sorride, provoca ed è mentalizzatissimo su questo mondiale. Sono ovviamente i favoriti, ma ci sarà un bello scontro col Marocco, perché il Marocco è forte ed è l'ultima squadra africana che è rimasta in lotta. Poi sono tutte le europee, la Spagna, il Belgio, l'Inghilterra e la Norvegia, e aspettiamo. Sembra quasi che sai, poco. Allora, Ovviamente sì, c'è anche l'Egitto, però io mi aspetto l'Argentina andare avanti, così come immagino la Colombia favorita sulla Svizzera, quindi due sudamericane che raggiungono le altre nei quarti. Ci sono molti altri dettagli della storia scabrosa che però non posso approfondire qui, e cercate di capirmi, però io non mi tiro indietro. Non dovete essere nel gruppo Telegram per sapere la mia opinione, mi potete contattare in privato, io rispondo a tutti. Ma questo video doveva finire sul canale principale e non su Calcio Fluido, perché ha segnato Lukaku ed è un nostro giocatore, e se non ci puntiamo come super sub qualche squadra potrebbe puntare su di lui, quindi è una storia che potrebbe finire bene a prescindere. In attesa di nuove notizie che riguardino esclusivamente il Napoli, io vi abbraccio e vi ringrazio. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate, se rivedrete la partita o se pure non ve ne frega niente, perché pure può essere neppure una cosa rispettabile.